Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento di Diretta Medica. Oggi parleremo dell'importanza di sani stili di vita. Nel passato le strategie sanitarie erano concentrate solo sulla cura delle malattie croniche. Oggi invece la promozione della salute è la visione strategica della medicina moderna. Vedremo come i sani stili di vita possano essere un potente mezzo per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e quanto sia importante l'imprinting precoce degli stessi. Abbiamo il piacere di affrontare questo tema con il nostro ospite, il professor Eugenio Baraldi, direttore dell'Unità Operativa Complessa Terapia Intensiva e Patologia Neonatale, Dipartimento per la Salute della Donna e del Bambino presso l'azienda ospedaliera di Padova. Professor Baraldi, innanzitutto grazie per la sua disponibilità. Sappiamo da tempo che sani stili di vita possono prevenire le malattie croniche. Cosa c'è di nuovo su questo argomento? Sì, buongiorno a tutti. Sì, sani stili di vita se ne parla da tanto tempo. Sappiamo che degli adeguati stili di vita possono prevenire le malattie croniche non trasmissibili. Questo è il modo in cui si chiamano oggi. Quali sono queste malattie croniche? Sono le malattie cardiovascolari, i tumori, le malattie respiratorie croniche, il diabete e l'obesità. Che cosa c'è di nuovo? Che abbiamo capito che adeguati stili di vita sono potentissimi nel prevenire queste malattie croniche se vengono attivati fin dall'età pediatrica. Vi faccio un esempio, l'attività fisica. Spesso una persona inizia a fare attività fisica quando ormai ha 50 anni, è troppo tardi. L'attività fisica è importantissima per prevenire le malattie croniche se viene iniziata quando ancora siamo in età pediatrica. Perché è molto importante iniziare presto? Questo è il nuovo concetto. Stiamo parlando di promozione della salute. È importante iniziare presto perché i bambini e gli adolescenti hanno una particolare plasticità del cervello umano. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ciò permette l'imprinting di questi sani stili di vita, cioè per loro poi diventano una cosa normale. Se invece uno comincia a pensare agli stili di vita quando ha 40 anni, deve imporsi che cosa? Di fare attività fisica, di avere una sana alimentazione, pochissimo alcol, non fumo, la prevenzione dell'obesità. Una cosa nuova negli stili di vita dei bambini è lo screen time, cioè quanto tempo un bambino o un adolescente passa con lo smartphone, con i social, con i videogame. Abbiamo capito che questo è un fenomeno nuovo, in crescita, e qual è il rovescio della medaglia di questa cosa? È che questi ragazzi fanno meno attività sportiva, stanno meno tempo all'aperto, questo predispone all'obesità, questo predispone a mangiare in maniera inadeguata, quindi spesso sono cose che sono un circolo che porta poi a cattive abitudini. Il fumo, ovviamente, anche questo bisogna iniziare molto presto a parlare di fumo. Oggi purtroppo i ragazzi iniziano a fumare quando hanno 13-14 anni. Oggi sta emergendo il fenomeno della sigaretta elettronica. Tanta gente pensa che la sigaretta elettronica sia innocua, non è assolutamente vero. Tutte le sigarette elettroniche contengono la nicotina, quindi rischiamo di creare una nuova generazione di giovani nicotino dipendenti. Questo è un altro aspetto che deve essere chiaro, per cui deve essere fatta formazione e soprattutto non si deve pensare che la sigaretta elettronica sia innocua. Vi sono poi anche altri aspetti che devono entrare in queste informazioni sulla promozione della salute, e la cosa fondamentale è agire a 360 gradi, perché ha poco senso che una persona faccia attività fisica se poi fuma, ha poco senso che
una persona abbia un'adeguata alimentazione, però poi non fa nessuna attività fisica, quindi è importante agire a 360 gradi, alimentazione, fumo, alcol, attività fisica. Grazie professor Baraldi. E qual è il ruolo dei genitori per dare un imprinting precoce di sani stili di vita nei bambini? Questo è un po' il tallone d'Achille della faccenda, nel senso che sappiamo tutti che i bambini fanno quello che fanno i genitori. Quindi se un genitore non fa attività motoria, anche il bambino sarà portato a non fare attività motoria. Se il genitore ha una alimentazione inadeguata, il bambino non farà altro che copiare il genitore. Quindi è fondamentale, nel momento in cui si parla di promozione della salute e sani stili di vita, fare una formazione che in modo che i genitori sono i primi a dover dare questi esempi di vita, cosa molto difficile, però questa è una delle poche possibilità che abbiamo. No, oltre ai genitori ovviamente anche la scuola deve intervenire, e qui di nuovo andiamo a finire sulla attività motoria che dovrebbe essere inserita fin dall'asilo. Quindi il discorso dei genitori va visto come priorità, soprattutto per i due esempi che vi ho fatto, quindi attività motoria abituale, allora anche il bambino crescerà con un imprinting sul fatto di fare attività fisica e il problema dell'alimentazione. Il bambino mangerà quello che mangia l'adulto. Ringraziamo nuovamente il professore Baraldi per essere stato con noi e per il suo contributo. Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie a tutti voi per l'attenzione e vi aspettiamo al prossimo appuntamento qui su Diretta Medica.